l'amore siciliano, diletto nato come Quando è che avete rifatto quando avete fatto il restyling? Il restyling da un paio d'anni. Perché ha un murales, sì. poi ha dei loghi e sì, anche l'arredo è carino, sì. prettamente siciliano. Siciliano e soprattutto molto ceramica. Sì, molto siciliano. Infatti, Scelto tutto da te? Sì, scelto da me questo stile e anche da mio fratello, che abbiamo un'altra attività sempre con questo stile, perché stiamo puntando tanto sulla nostra terra e sui nostri prodotti. E infatti qui abbiamo i prodotti per cui siamo venuti. Cosa sono? Allora, queste qua sono delle classiche tortine siciliane che faceva mio nonno, però sono rivisitato ovviamente. Lui li faceva con un pan di Spagna diverso e più asciutto. Io invece negli ultimi anni, cercando un metodo anche per poterle trasportare, quindi ho optato per un pan di Spagna diverso, con meno albumi, una lavorazione diversa ed è molto più soffice. Poi un processo di, diciamo, lo chiamiamo inzuppata, però è una sbagnata, che però ha un procedimento morbido, caratteristico, sì. Però il problema è che glassarlo prima di inzupparlo poi diventa troppo morbido, quindi ci vuole proprio una procedura e dei tempi tecnici per poterlo inzuppare. È con nato da tanti esperimenti. Da tante esperienze, tante prove. Ma questo è definito ormai? Sì, questo è definito ormai. Quindi siamo arrivati a diciamo, come è stato accolto? Come è stato accolto? È accolto bene. Ora da un paio di mesi stiamo provando a portarla a ristoranti, comunque da portarla esternamente, perché ho comprato. E sono monodose quindi? Sì, monodose, quindi di portare, diciamo, nei ristoranti un pochino non di massa, ma dei ristoranti discreti. Un prodotto di nicchia, insomma. Sì, in modo tale che magari assaggiano e assaporano qualcosa di veramente tipico e tradizionale. Come si chiama? Noi la chiamiamo tortina siciliana. Tortina siciliana? Sì, perché dal nome tortina. Ma non ho chiesto se c'è crema o ricotta. Sì, allora, abbiamo al momento la variante con crema pasticcera chantilly e una crema al pistacchio. Ovviamente ma si potrebbe mettere anche la ricotta? Si potrebbe mettere la ricotta, sì, stiamo lavorando intanto questi due modelli, perché il problema è il congelamento, quindi ci sono delle prassi in cui poi la ricotta, una volta scongelata, puoi lasciare poi acqua, anche il trasporto, quindi, no? Sì, e quindi stiamo affidando. Perché questa rimane, si può trasportare? Sì.